Amore, fede, speranza, gioia e servizio sono i valori dell'Unitalsi che ha promosso il pellegrinaggio a Lourdes. In questi giorni si ritrovano nei gesti dei volontari e nei volti degli ammalati, segno che il piccolo borgo ai piedi dei Pirenei rappresenta per tutti un luogo unico di pace, meditazione e preghiera silenziosa. Si arriva come dei perfetti sconosciuti e si va via da amici e fratelli, dopo aver condiviso fatiche, sorrisi e momenti intimi. Questo raccontano oggi i pellegrini a poche ore dalla partenza verso casa. Seguiamo questi nostri fratelli ammalati e cerchiamo di dare qualcosa a loro. Devo dire la verità che io sono un sacco di anni che vengo a Lourdes, penso che sia una quarantina, sia una quarantina di pellegrinaggi che ho fatto. Si pensa sempre ad aver visto tutto, invece tutte le volte che si viene c'è qualcosa di nuovo da vedere. Diamo qualcosa ai malati ma riceviamo da loro molto di più rispetto a quello che diamo. Quindi è sempre un'esperienza stupenda il pellegrinaggio con loro. Meraviglioso. È molto emozionante. Sì, è la prima volta che vengo e mi trovo molto bene. A Lourdes abbiamo incontrato la volontaria più giovane, si chiama Caterina, ha 10 anni e mezzo e arriva da Roma. È il quarto anno che fa il pellegrinaggio e dà una mano come scout. Ogni anno è sempre emozionante. Sì, è molto bello, anche perché io parlo anche con i malati, sono simpatici. Che ruolo hai? Devo trasportare i malati, però sono ancora troppo piccola, quindi non li trasporto, però aiuto mia madre a trasportare l'acqua per i malati. Hai degli amici scout qua a Lourdes? Sì, qui a Lourdes ho conosciuto anche degli amici, tipo delle mie amiche però che non fanno come me trasporti ma fanno refettorio. E ho degli amici che stanno in branco come però non qui a Lourdes. Ieri sera un momento di festa per tutti i fedeli nel salone dell'hotel con tutti i pellegrini della diocesi di Chiavari. Questa mattina la messa nella chiesa di Bernadette è un momento gioioso al termine con il lancio dei palloncini da parte degli ammalati. In ogni globo bianco una preghiera che scivola dalle mani verso il cielo santo di Lourdes.